L'occupazione italiana del Regno d'Albania ebbe luogo tra il 1939 e il 1943, quando la corona del Regno albanese fu assunta da Vittorio Emanuele III d'Italia, a seguito della guerra promossa dal regime fascista e dell'instaurazione del protettorato italiano del Regno d'Albania. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito delle annessioni del 1941, era conosciuta anche col nome di Grande Albania. Il Regno d'Albania era già stato occupato temporaneamente dall'Italia come protettorato durante le fasi finali della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, col Trattato di Tirana il 20 luglio 1920 e il successivo Trattato di amicizia con gli albanesi il 2 agosto 1920, l'Italia riconobbe l'indipendenza e la piena sovranità dello Stato albanese e le truppe italiane lasciarono il paese. Inoltre il trattato sancì il ritiro italiano da Valona, col mantenimento dell'isolotto di Saseno, a garanzia del controllo militare sul canale di Otranto. Il testo del patto diceva: l'Italia si impegna a riconoscere e difendere l'autonomia dell'Albania e si dispone senz'altro, conservando soltanto Saseno, ad abbandonare Valona. Con la presa del potere da parte di Mussolini, la politica estera italiana percorse nuovamente una linea aggressiva nei confronti dello Stato albanese e dell'intera penisola balcanica. L'elezione nel 1925 di Ahmed Zog come Presidente della Repubblica pose le basi per la penetrazione italiana nel regime, in funzione anti-jugoslava. Già nello stesso 1925 vennero stipulati accordi tra i due paesi, grazie al lavoro sotterraneo del gerarca Alessandro Lessona, pur in dissenso col segretario generale del Ministero degli Esteri, Salvatore Contarini, che continuava a sposare una politica di amicizia col regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. Con la ratifica di questi accordi Zog assecondò tutte le richieste italiane. Così l'Albania metteva a disposizione dell'Italia il suo territorio nell'eventualità di una guerra con la Jugoslavia, concessioni di zone petrolifere, concessioni agricole in alcune zone e costituzione della banca di emissione albanese con capitali italiani. Successivamente il governo albanese promulgò legge di riordinamento monetario dell'Albania, ponendo le basi per la nascita il 12 settembre del 1925 della Banca Nazionale d'Albania, avente l'esclusività dell'emissione della carta moneta, e da lì a poco della Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania, SVEA, che operando con un investimento di 50 milioni di franchi d'oro sancì il totale controllo italiano del settore economico-finanziario del paese. Il 26 giugno 1926, inoltre, venne siglato l'accordo con il quale l'azienda italiana Petroli Albanese, AIPA, assunse in concessione esclusiva la gestione delle risorse petrolifere della regione dei Devoli. Nel 1928 il presidente Zog si proclama monarca, ma tale atto non fu riconosciuto dalla comunità internazionale, ad eccezione dell'Italia. E questo portò a un'intensificazione della collaborazione con l'Italia fascista. Il 30 agosto 1933 in Albania l'insegnamento della lingua italiana fu reso obbligatorio come seconda lingua in tutte le scuole del regno. Nel marzo 1939 Benito Mussolini propose a Re Zog un nuovo trattato. La risposta di Roma venne sotto forma di una bozza di trattato di alleanza che praticamente trasformava l'influenza italiana in Albania in qualche cosa di molto simile al mandato. Come se non bastasse, per via di accordi col re, il capo di Stato maggiore delle forze armate albanesi sarebbe stato italiano e in mani italiane sarebbero stati anche la gendarmeria e la polizia, l'organizzazione fascista albanese. Il trattato venne articolato in 8 punti concernenti l'alleanza militare tra i due paesi, articolo 1, l'integrità territoriale dell'Albania riconosciuta dall'Italia, articolo 2, la possibilità per l'Italia di intervenire con mezzi propri in casi di pericolo per l'ordine pubblico interno o per l'aggressione estera del territorio albanese, articolo 3, una serie di accordi nel campo dello sfruttamento delle risorse e delle infrastrutture albanesi da parte italiana, articoli 4, 5, 6 e 7, e infine l'articolo 8, base per l'espansionismo demografico italiano in Albania, nel quale si legge che i cittadini albanesi domiciliati in Italia e i cittadini italiani domiciliati in Albania goderanno degli stessi diritti politici e civili dei quali godono i cittadini dei due stati nel proprio territorio. L'articolo 8 del trattato rappresentò il punto di rottura fra le due parti, tanto che Zog, nonostante i suoi stretti legami con l'Italia, non poté accettare questa condizione. Naturalmente l'applicazione dell'articolo avrebbe dovuto essere condotta con prudenza, imponendo a tutti i costi che gli italiani, ben più numerosi, più colti e finanziariamente più forti, sopraffacessero in Albania la popolazione locale con vasti stanziamenti e acquisti di terre. Era la capacità di espansione demografica italiana che preoccupava alcuni ambienti vicino a Zog. Il rifiuto di Zog ebbe come conseguenza l'attacco militare al paese balcanico e la successiva occupazione italiana. L'attacco avvenne una settimana dopo la conclusione della guerra di Spagna, 1 aprile 1939. L'occupazione militare dell'Albania da parte del Regno d'Italia
avvenne il 7 aprile 1939. La prima ondata, primo scaglione, del Corpo di Spedizione Oltremare Tirana, OMT, investì il territorio albanese suddiviso in 4 colonne, le quali sbarcarono a San Giovanni di Medua, Santi 40, Valona e Durazzo, non incontrando particolari resistenze dell'esercito albanese. Prima di tutto occorre sottolineare che dal punto di vista strettamente operativo la spedizione si è dimostrata di assoluta facilità, come d'altra parte previsto. Le perdite complessive nei 3 giorni 7, 8 e 9 aprile ammontarono a 93 uomini precisamente, ufficiali 1 morto e 9 feriti, sottufficiali 1 morto e 8 feriti, truppe 10 morti e 64 feriti, di cui il 60% appartenenti alla Marina. La resistenza armata albanese, organizzata ad esempio a Durazzo da Muciul Quinacu, si rivelò insufficiente contro le forze armate italiane. Il re e il governo fuggirono in Grecia e furono obbligati all'esilio, e l'Albania cessò de facto di esistere come Stato indipendente. In totale, gli italiani che sbarcarono in Albania e occuparono il paese furono circa 22.000. Gli italiani instaurarono un governo albanese fantoccio con una nuova Costituzione, approvata il 12 aprile a Tirana, che trasformò l'Albania in protettorato italiano del Regno d'Albania. Il 16 aprile il trono albanese fu assunto dal re d'Italia Vittorio Emanuele III. Per governare l'Albania venne istituita la figura di un luogotenente generale albanese, nominato formalmente da Vittorio Emanuele III, e posto sotto la diretta dipendenza del Ministero degli Esteri italiano, tramite il sottosegretario di Stato per gli affari albanesi. Gli affari esteri albanesi, come anche le risorse naturali, caddero sotto il diretto controllo dell'Italia. I fascisti permisero ai cittadini italiani di insediarsi in Albania, con l'obiettivo di insediare una comunità italiana. Nel corso di tutta l'occupazione giunsero circa 11.000 coloni italiani, per lo più provenienti dal Veneto e dall'Italia meridionale, che si concentrarono principalmente nelle zone di Durazzo, Valona, Scutari, Porto Palermo, Elbasani e Santi 40. A questi coloni si aggiunsero i 22.000 lavoratori italiani mandati temporaneamente in Albania nell'aprile 1940 per modernizzare il paese, costruendo strade, ferrovie e infrastrutture. L'Albania servì anche a Mussolini nel 1940 come base di partenza per la conquista della Grecia. L'esercito albanese fu scettico sulla guerra italo-greca, per cui parte dei battaglioni albanesi schierati a fianco degli italiani abbandonarono il fronte su ordine del loro comandante, il colonnello Pervizi. Questo portò a una disastrosa ritirata delle forze italiane, che permise ai greci di occupare la città di Gorizia. Le truppe albanesi furono tolte dal fronte e isolate nelle montagne dell'Albania settentrionale. Il colonnello Pervizi, col suo staff di ufficiali, fu isolato a Puka.